Rocky, un cane che fino a un anno fa era considerato aggressivo e pericoloso, oggi è pronto per essere accolto da una nuova famiglia, un percorso non semplice, nato da un intervento delicato e concluso con una nuova speranza. Nell'agosto del 2024 Rocky era stato prelevato a seguito di un'ordinanza sindacale, aveva aggredito alcune persone e viveva in un contesto familiare con gravi fragilità sociali. Una volta anestetizzato e prelevato dai tecnici dell'ULSS 6 Euganea, Rocky è stato inserito nel canile di Presina, dove ha iniziato subito un percorso di rieducazione comportamentale, seguito da Davide Battaglia, educatore e addestratore della scuola cinofila al rifugio. Rocky era un cane aggressivo, un cane che abbiamo dovuto come comune di Carmignano di Brenta allontanare da una famiglia carmignanese. Oggi invece siamo qui a raccontarvi una storia a lieto fine, un recupero educativo completo dell'animale che finalmente può essere adottato da un'altra famiglia, quindi anche Rocky avrà una seconda possibilità. All'inizio aggressivo, per 6 mesi è stato tutto un lavoro sulla fiducia, sull'uso della museruola e del guinzaglio, quindi sulla convivenza con le persone e con altri cani nello stesso spazio. Oggi Rocky ha completamente trasformato il suo approccio con l'essere umano, dando perfino la zampa al sindaco di Carmignano di Brenta in visita al canile di Presina. Una vera storia a lieto fine. Il canile non è solo un rifugio per cani abbandonati, ma una struttura che eroga un servizio fondamentale di rieducazione degli amici a quattro zampe, grazie a educatori e volontari che sanno gestire anche casi complessi come quello di Rocky. Prossimo passo, trovare per lui una famiglia consapevole che possa adottarlo e dedicargli tempo, attenzione e tanto amore.